Il naufragio del super yacht Baiesan al largo di Porticello in Sicilia ha portato al recupero dei corpi dispersi, tra cui Mike Lynch, il banchiere Jonathan Bloomer e l'avvocato Chris Morvillo insieme ai loro familiari. L'incidente è avvenuto durante una violenta tempesta causando l'affondamento rapido del veliero. Le ricerche sono continuate per giorni coinvolgendo 27 sommozzatori e un robot della Guardia Costiera. Gli inquirenti stanno esaminando se un errore umano abbia contribuito alla tragedia, mentre si ipotizza che una deriva parzialmente sollevata e un portellone aperto abbiano facilitato l'affondamento. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e le responsabilità. Roma è stata colpita da un vasto incendio che ha interessato l'area verde tra i quartieri di Cinecittà e Torre Spaccata. Le fiamme, divampate intorno alle 13, hanno rapidamente devastato il Pratone, una vasta area tra vari quartieri, propagandosi velocemente grazie alla vegetazione secca e al forte vento. Le fiamme hanno minacciato abitazioni e reso complesso l'intervento dei soccorritori. Mobilitati numerosi vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine. Si sono verificati gravi incidenti. 3 volontari e un caposquadra dei vigili del fuoco sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. L'incendio ha distrutto un veicolo multifunzione della protezione civile e ha causato gravi danni ad alcune abitazioni, costringendo molti residenti a evacuare. La polizia ha chiuso diverse strade per facilitare le operazioni di spegnimento. La situazione è diventata critica, richiedendo l'intervento di elicotteri per domare le fiamme. L'incendio è stato dichiarato sotto controllo solo alle 17:20, ma alcuni focolai erano ancora attivi. Il direttore della Protezione Civile del Lazio ha confermato che l'incendio era quasi spento, ma ha sottolineato l'importanza delle operazioni di bonifica per evitare una ripresa delle fiamme. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha seguito costantemente l'evolversi della situazione, esprimendo vicinanza ai feriti e ringraziando i soccorritori per il coraggio. Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno manifestato la loro solidarietà e gratitudine per l'impegno dei soccorritori. Un tragico incidente si è verificato a Monza nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto 2024, quando un operaio di 22 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per la compattazione dei rifiuti presso l'azienda Corioni. Alle 15:57 i soccorsi sono stati allertati e sul posto sono intervenute ambulanze, automedica, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il ragazzo sia stato risucchiato dal trasportatore mentre operava nelle vicinanze del macchinario. Le cause precise dell'incidente sono ancora sotto indagine, ma la dinamica sembra indicare che il giovane sia stato tragicamente stritolato dall'apparecchiatura. Il Movimento 5 Stelle e M5S è al centro di una profonda crisi interna, con uno scontro aperto tra il fondatore Beppe Grillo e l'attuale leader Giuseppe Conte. Grillo ha ribadito l'importanza di mantenere intatti 3 pilastri fondamentali del movimento: il simbolo, il nome e la regola del secondo mandato, ritenendoli essenziali per preservare l'identità del M5S come forza di cambiamento. Ha avvertito che modificarli equivarrebbe a tradire i principi fondativi del movimento. Conte, invece, ha risposto con fermezza, affermando che nessuno può decidere arbitrariamente cosa si può discutere all'interno del M5S. Ha annunciato l'inizio di un processo costituente a ottobre che coinvolgerà iscritti e simpatizzanti in un esperimento di democrazia partecipativa senza precedenti, dove tutto, incluso il simbolo e le regole del movimento, potrà essere messo in discussione. Questo processo prevede diverse fasi, culminando in un'assemblea finale dove le decisioni saranno votate dagli iscritti. Lo scontro riflette una spaccatura profonda nell'M5S tra chi vuole mantenere i principi originali e chi, come Conte, vede la necessità di una rifondazione per adattarsi ai cambiamenti politici. Il futuro del movimento dipenderà dall'esito di questo confronto con il processo costituente, che potrebbe segnare una svolta decisiva nella sua evoluzione. Francesca Di Ruberto, ex protagonista del celebre programma televisivo Non è la Rai, è morta tragicamente in un incidente stradale a Roma. La donna, 44 anni, si trovava alla guida della sua auto su via Trionfale quando
si è scontrata con un furgone dell'AMA, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Roma. L'impatto è stato fatale per Francesca, mentre il passeggero che viaggiava con lei è stato gravemente ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono subito intervenuti per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell'incidente. AMA, in una nota ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie coinvolte, dichiarandosi pronta a collaborare con le autorità per le indagini. L'autista del furgone in stato di shock è stato anch'esso portato in ospedale per i controlli di routine. Francesca Di Ruberto era diventata nota al pubblico durante la stagione 1994-1995 di Non è la Rai, programma ideato da Gianni Boncompagni quando aveva solo 15 anni. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra ex colleghe e fan che l'hanno ricordata sui social come una persona dolce, timida e curiosa. Alessia Gioffi, altra ex partecipante di Non è la Rai, ha condiviso un commovente messaggio sui social esprimendo dolore per la perdita dell'amica e invitando a non sprecare il tempo prezioso della vita. La morte di Francesca ha riaperto feriti e ricordi legati a quel periodo spensierato della televisione italiana degli anni 90, in cui molte giovani ragazze come lei avevano fatto il loro ingresso nel mondo dello spettacolo. La sua tragica scomparsa lascia un vuoto incolmabile in chi l'ha conosciuta e apprezzata.